sei arrivati gli eccessi di Roma e Milano, ma il blitz di Veneto Stato davanti alla sede di Equitalia di via Giolfino è stato chiassoso e deciso. Deciso nel manifestare con manichini in sostituzione degli imprenditori con il cappio al collo e nel chiedere all'azienda pubblica, costituita per il 51% dall'Agenzia delle Entrate e per il 49% dall'Inps, un modo più corretto di riscuotere i tributi. Manifestanti, ognuno con la sua storia da raccontare. Si farebbe fare domanda, l'accertamento da uno che è sotto inchiesta e che poi prende 8 mesi come inizio. Anche non una valigia a casa. Una valigia che non avrà 10 kg, ma non ne pago neanche una. Che a me non mi era arrivata una notifica e dopo 6 anni da 200 sono arrivati quasi 20.000, cioè non triplicati, ma il 2000 per 1000 insomma è una cosa assurda. Quali sono i problemi che sta affrontando suo figlio? E il problema è che adesso se lui non paga quei 15.000 euro che ha da pagare è un disastro, che prende la casa. Un senso vuol dire che non paresse tutto lì, non è mia che uno non vuole mia pagare, però se uno non gli ha, poi dopo raddoppiargli lì, è logico, no? Se uno non gli ha, da fare delle rate, dare la possibilità di pagare, no, non assassinarlo, perché sta assassinando tanta gente, è quel problema. Slogan, bandiere e volantini contro chi, hanno detto i manifestanti, sta causando danni irreparabili al sistema produttivo veronese e veneto, alla luce delle recenti storie di crisi, ma anche della cronaca dei suicidi, gli ultimi 2 casi proprio in Veneto negli ultimi giorni, di imprenditori strozzati dalla pressione del fisco e delle banche, creditori nei confronti di enti pubblici che non pagano e poi ridotti sul lastrico da altri enti pubblici. Una trentina di manifestanti arrivati da Verona, dalla Bassa, ma anche da Padova, Treviso, Vicenza, che hanno chiesto lo stop alle ipoteche, lo sblocco delle auto e delle macchine aziendali fermate a causa delle maggiorazioni a multe e tasse non pagate, arrivando a intimare a Equitalia di andarsene dal territorio.